Prova, prova, Sarzana Prato a 2 per il Prato Francesco Vespi, Oscar Barbani,
Appassionati di hockey pista, buonasera a tutti, ben collegati al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per la sfida tra Hockey Sarzana e Hockey Prato, nona giornata di Coppa Italia Serie A2. Un saluto da Lorenzo Venè. Sfida tra Sarzana e Prato terminata per 7-5 nella gara di andata a Prato. Andiamo a sentire le parole dei due mister nel prepartita. Eccoci nel prepartita di Sarzana Prato con il mister del Prato Tommaso Bianchi. Buonasera mister. Buonasera. Una partita che a Prato è terminata 7-5, ora sono per il Prato, ora sono passate tante partite, le squadre sono cresciute durante la stagione, ognuna nella maniera propria. Cosa si aspetta dalla partita di questa sera? Sì, senz'altro una partita difficile, molto tesa per entrambe le squadre, insomma, secondo me stiamo esprimendo sia Prato che Sarzana non proprio il gioco che auspicava all'inizio del campionato, all'inizio della Coppa Italia. Siamo un po' in crisi di risultati entrambe, quindi sicuramente sarà una partita complicata e vediamo come va, insomma. Certo, sia Sarzana che Prato ferme a 3 punti, sarà anche una lotta per terminare la Coppa Italia per il penultimo posto. E un commento le chiedo su quello che è stato la Coppa Italia, visto che ormai manca solo una partita sia per il Sarzana che per il Prato, che oltre ad essere Coppa Italia è anche un precampionato, no? Sì, no, soprattutto quello, no? Noi l'abbiamo preso anche un po' come preparazione per il campionato. Sappiamo di essere un girone molto difficile, insomma, con squadre molto attrezzate, no? Penso al Pumas ma anche al Camaiore, insomma, che hanno squadre che hanno un organico per lottare per le primissime posizioni. È stata una Coppa Italia molto dura, difficile e che ha fatto vedere un campionato, cioè quello che sarà un campionato molto molto equilibrato, insomma. Eccoci nel prepartita di Sarzana contro Prato, nona partita di Coppa Italia di Serie A2, siamo col mister Vianna, buonasera mister. Buonasera a tutti. Gara che è terminata 7-5 nella gara di andata per il Prato, giocata per l'appunto a Prato. Cosa si aspetta da quella di stasera, dopo che abbiamo visto tutte le partite che hanno seguito quella partita, la crescita della squadra, cosa si aspetta questa sera? Sì, diciamo che non stiamo messi in buona forma oggi, però sì, per la crescita della squadra sono fiducioso in quanto a quello che possiamo fare. I ragazzi penso che hanno capito, stanno capendo bene il nuovo sistema, la idea è quella, continuare. Certamente siamo ancora un po' altalenanti, dato che portiamo dei vizi che si devono togliere, abbiamo lavorato bene con la testa e stiamo crescendo in quella parte. Penso che oggi può essere una bella partita. Stasera che la squadra dovrà fare a meno di Lavaggetti, quindi si dovrà magari girare un po' di più, anche puntare ancora di più di quanto fa di solito sui più giovani. Sì, un po' l'obiettivo nostro, tanto di società mio, è far crescere i più piccoli, quindi per noi è fondamentale l'Under 17, è fondamentale l'Under 19, far crescere tutti questi ragazzi. La 2 è una squadra che noi stiamo utilizzando per farli crescere, quindi al di là di che oggi per un infortunio Lavaggetti non c'è, posso contare quasi con tutti i grandi, però sì, useremo tanto i ragazzi. Ecco che abbiamo sentito le parole dei due mister nel pre-partita, mister delle due squadre che condividono l'ultima posizione del girone di Coppa Italia, entrambe con 3 punti, infatti solo una vittoria per le due squadre in quella che è stata ormai per intero, quasi per intero, la Coppa Italia 2024-25 di A2. Prato che ha trovato la sua unica vittoria proprio contro il Sarzana nella gara di andata, terminata per l'appunto 7-5. Sarzana che invece ha trovato la vittoria qui al Palatori contro l'SPV Viareggio. Due squadre che hanno già fatto il loro ingresso in pista per i saluti di rito.
Ora si attende di capire quali saranno i quintetti iniziali. Le due squadre che nella passata stagione si sono affrontate solo 2 volte a 2, perché il Prato faceva parte di un altro girone di Coppa Italia, quindi sono affrontate solo in campionato. Il risultato fu sia all'andata che al ritorno 7-3 per il Prato. Doppia vittoria per i toscani nella scorsa stagione. Vediamo se il Sarzana riuscirà a ribaltare questa situazione. Ecco che i 5 giocatori del Prato scelti dal mister attendono anche il quintetto di mister José Vianna. Intanto possiamo andare a vedere le 2 formazioni delle squadre. Ecco qua per l'Hockey Prato con il numero 10 primo portiere Francesco Vespi, numero 4 Oscar Barbani, numero 99 Andrea Poli, numero 6 il capitano Tommaso Benelli, numero 8 Lorenzo Mugnai, numero 5 Maurizio Baldesi, 3 Lorenzo Capuano, 21 Alberto Capuano, 11 Andrea Santoro, numero 1 secondo portiere Lapo Barsi. Per l'Hockey Sarzana invece primo portiere Alex Pettenuzzo, numero 8 Giampiero Andreani, numero 24 Lorenzo Angeletti, 79 Mirko Tognacca, 18 il capitano Matteo Pistelli, numero 46 Andrea Perroni, numero 6 Thomas Pistelli, numero 9 Carlo Vanello, numero 13 Alessandro Ungari, secondo portiere con il numero 90 Edoardo Stefanucci. Intanto la partita qui è già iniziata con qualche minuto di anticipo per il giudice di gara, che questa sera è Adriano Scozia di Vercelli, suo ausiliare Matteo Righetti di Sarzana. Partito il Prato con la pallina, ma il Sarzana ha già recuperato e gestisce ora con Tognacca, che parte titolare stasera con Perroni, Pistelli e Angeletti. Porta ovviamente Pettenuzzo. Sarzana che stasera deve fare a meno per un leggero infortunio alla spalla di Lavagetti, ma intanto ecco il Prato che segna la prima rete, l'ha messa dentro con il numero 5 Maurizio Baldesi. Azione di contropiede sfruttata al meglio dai ragazzi di Mister Bianchi. Baldesi che in questa stagione ha già segnato 4 reti, compresa questa di stasera, al momento miglior marcatore della sua squadra. Intanto un'altra occasione per il Prato, tanto duello qui tra Tognacca e Alberto Capuano, tutto regolare secondo l'arbitro, però gravi proteste dalla panchina del Prato per la colluttazione. Intanto il Sarzana può ripartire dopo quest'ultima pallina deviata fuori. Ecco però che c'è già l'interruzione per problemi con la qualità della pista. Quintetto iniziale del Prato non lo abbiamo detto, i titolari sono Alberto Capuano, Oscar Barbani, Maurizio Baldesi e Lorenzo Capuano, con in porta Francesco Vespi. Baldesi ci ha messo poco a far notare la sua presenza in campo, già 1-0 dopo un minuto poco meno. Tanto ecco il Sarzana che ci prova con la conclusione da lontano di Perroni, che però non c'entra lo specchio della porta. Tanto qui il fallo di squadra commesso dal Sarzana, primo fallo di squadra della partita per il rallentamento della ripresa. Ecco i rossoneri che però già hanno recuperato pallina. Angeletti finta il tiro, ma viene ben anticipato da Capuano. Eccolo Alberto Capuano con la pallina in avanti in cerca del fratello Lorenzo Capuano, però intercetta bene il Sarzana, il tiro alla rete, trovato benissimo l'1-1, grande intesa tra Tognacca e Angeletti che creano lo splendido gol dell'1-1. Segna quindi Lorenzo Angeletti.
Tanto già ripartito il Prato, ora con Alberto Capuano a lottare per la pallina con Pistelli, ma la vince il capitano sarzanese, quindi ripartono i rossoneri con Angeletti, Pistelli. In mezzo questa pallina in cerca di Angeletti, ma intercetta bene Lorenzo Capuano. Pistelli però è già pronto per recuperare. In ogni caso a gestire ora c'è Tognacca. Perroni, scambio con Matteo Pistelli. Mirko Tognacca. La finta, il tiro poi di Tognacca sui pattini di Barbani. Prende una deviazione scomoda per i pratesi. Ben già recuperata la pallina dal Sarzana, che però commette ora il fallo. Ripartirà il Prato dalla propria area di rigore. Eccolo Baldesi, scambio con Capuano che stoppa male la pallina. Può ripartire il Sarzana. Angeletti riesce a trovare il tiro nonostante fosse ben coperta la porta. Questa pallina riesce ad arrivare, copre benissimo comunque Francesco Vespi. Un tiro abbastanza centrale, para senza difficoltà il numero 10 pratese. Allora di nuovo il possesso palla del Sarzana. Mirko Tognacca, chiuso l'angolo da Barbani. Sta pallina per Angeletti. Angeletti, bello il gancio a liberarsi e poi il tiro, non riesce però a trovare la porta. Ci riprova allora il Sarzana con Mirko Tognacca, si accentra, poi cede a Pistelli. Il tiro di Pistelli, il rovescio che rimane però rasoterra. Riparte allora il Prato, questa pallina un po' troppo lunga per Baldesi, viene quindi raccolta da Tognacca che fa ripartire il Sarzana. Palla in avanti per Perroni che non si intende con il compagno di squadra e non riesce a stoppare con correttezza, però ripartenza subito del Sarzana. Angeletti, Tognacca anziché stoppare se la alza e conclude con alza e schiaccia, spalle alla porta. Veramente elegante questa conclusione, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Gestire ora il possesso palla il Prato con Barbani in avanti per Lorenzo Capuano. Alberto Capuano infastidito da Tognacca che con il pattino riesce a recuperare pallina. Ora Perroni per Angeletti, Perroni viene ben recuperata da Lorenzo Capuano. A pressarlo però c'è Tognacca. Lorenzo Capuano trova la pallina in avanti verso Barbani che però non riesce a stoppare bene. Allora riparte con calma il Sarzana con Matteo Pistelli, tanto perduta una ginocchiera dal giocatore pratese numero 4. Prato che riparte in contropiede, ma il gioco viene interrotto per il recupero di tale ginocchiera. 5 minuti e mezzo, poco meno, di gioco finora. Abbiamo visto due squadre che hanno dato il tutto per tutto. Solo 1-1 nonostante le tante occasioni create. Finora una partita decisamente fisica, decisamente divertente da tutti i punti di vista. Si attende l'ok del giocatore pratese, eccolo che si rialza, si può ripartire. Riparte quindi il Prato con Alberto Capuano, pressing altissimo dei rossoneri. Ora su Lorenzo Capuano che in qualche modo fa arrivare la pallina a Barbani. Si allunga tanto il gioco Barbani, stanno per scadere i 5 secondi. Su di lui il pressing di Angeletti, alla fine scadono i secondi. Potrà ripartire il Sarzana dall'angolo basso dell'area, ecco già battuto Perroni. Tentato il tiro potente, non è riuscito però a superare la deviazione dei difensori che la mandano altissima. In ogni caso la pallina è ancora in possesso del Sarzana. Pistelli, tiro completamente sulla figura del compagno di squadra. Riparte allora con calma il Prato. Alberto Capuano, tentativo qui di lanciare il compagno, non riesce però Capuano a superare la difesa. In ogni caso la pallina ora è gestita da Lorenzo Capuano che sfruttando la balaustra arriva da Alberto Capuano che però si ritrova la difesa efficace di Pistelli che ora lancia Perroni. Lo scambio ancora Perroni. Perroni che non riesce qui a centrare la porta. Un'altra ottima occasione per i ragazzi di Mister Vianna.
Ha tentato il passaggio verso Tognacca, ma ritrovandosela lì ha tirato direttamente, non è riuscito però a centrare lo specchio della porta. Ripartenza ancora del Sarzana, Pistelli, ottima qui, ottimo l'intervento difensivo di Alberto Capuano che si fionda sulla pallina e la lancia lontano. Riparte allora il Sarzana, Tognacca, il tiro di Tognacca, appara bene con il guantone destro. Vespi fa ripartire il Prato, Lorenzo Capuano riesce a mantenere pallina, Capuano, scambio con Barbani che però non si intende con il compagno di squadra. Ecco che Baldesi getta fuori la pallina, vista la doppia marcatura su di lui in posizione non troppo comoda. Riparte allora il Sarzana, Pistelli, scambio con Perroni, Angeletti, finta il tiro Angeletti, poi cede pallina a Pistelli, in avanti verso Tognacca che non riesce a deviare verso la porta. Qui sbaglia malamente il passaggio, è recuperato da Alberto Capuano che se la gestisce in mezzo all'area, trova il tiro, trova la conclusione. Alberto Capuano non riesce a centrare la porta. Qui il gesto di Tognacca ancora una volta in avanti verso Angeletti che non arriva in tempo, viene anticipato da Vespi. Intanto il duello nell'angolo tra Angeletti e Barbani. Ripartirà il Prato dopo questo duello all'angolo. Ecco Lorenzo Capuano in avanti per Baldesi, tanto a terra Barbani e Angeletti, dall'altra parte il tiro di Baldesi ben raccolto da Pettenuzzo che però sembra aver accusato un colpo, da capire l'intensità del danno del numero 21 rossonero. Tanto chiamato in panchina Matteo Pistelli a prendere un po' di fiato, sostituirlo sarà Alessandro Ungari, classe 2002. Tanto Pettenuzzo ancora dolorante davanti alla porta, sembra aver subito un colpo dove non era ben coperto. Chiamato il cambio anche nella panchina pratese, fuori Barbani, al suo posto entra per la prima volta stasera il capitano Tommaso Benelli, però il gioco dovrà attendere il time out chiamato da Mister Vianna per consentire evidentemente qualche minuto in più al portiere Pettenuzzo. Abbiamo visto finora due squadre che fisicamente stanno dando tanto, anche a livello di intensità di gioco, a livello di buone occasioni create. Sì, il Sarzana ha tirato tanto, ma anche il Prato molto spesso si è fatto trovare lì davanti alla porta, lì dentro l'area. Due squadre che sicuramente non si vogliono accontentare di un pareggio questa sera. Entrambe le squadre reduci da una sconfitta contro il Camaiore, probabilmente la squadra favorita per quanto riguarda il secondo girone italiano. Terminata infatti 5-1 la partita tra Camaiore e Prato nell'ultima giornata, mentre il Sarzana nell'ultima giornata ha riposato, ha affrontato il Camaiore nella penultima giornata. Sconfitta pesante dei rossoneri, 14-3 il risultato finale. Tanto qui al Palatori siamo ripartiti, pallina per il Sarzana. Per la prima volta questa sera Ungari, scambio con Tognacca che prende velocità, finta, poi si chiude dietro porta del Prato, ecco che esce dalla porta, stando la balaustra per arrivare da Perroni. Scambio con Ungari, ora Tognacca, si muove bene Tognacca, trova il rovescio, però non riesce a centrare la porta. Riparte allora il Prato con Baldesi, Baldesi cade nell'esecuzione del rovescio, copre bene Pettenuzzo. Intanto nel ripartenza qui si incarta un po' Ungari, alto il pressing del Prato anche in questa occasione. Ecco Benelli che trova Alberto Capuano e tentano il tiro, un'altra occasione, Benelli, ancora Benelli, ma doppia parata di Pettenuzzo, salva il Sarzana. Ripartenza dei rossoneri, Angeletti,
Facilito benissimo da Baldesi che allontana la pallina. In ogni caso ancora possesso rosso-nero. Tognacca, scambio con Ungari. Il tiro di Ungari, accompagnato direttamente nonostante la posizione ben defilata. Dall'altra parte Capuano. Sta pallina in avanti verso Alberto Capuano. Ben recuperata però dai rossoneri. Perroni, scambio con Ungari. Il tiro di Ungari. Tiro abbastanza potente, copre bene con il guantone Francesco Vespi. Ripartenza allora del Prato, già terminato il contropiede per questo passaggio sbagliato. Riparte allora il Sarzana con Angeletti dall'altra parte per Ungari, ancora dall'altra parte questa volta per Tognacca. Perroni, ora Ungari. Si fa vedere dietro porta Tognacca, però si torna dietro da Perroni, finta il rovescio, poi l'accompagnato, trova Tognacca. Alessandro Ungari. Buona conclusione, tiro che non prende troppa potenza, in cerca probabilmente di una deviazione, ma intanto dall'altra parte Alberto Capuano trova la conclusione, ma copre bene ancora una volta Pettenuzzo, ancora una volta Alberto Capuano. Capuano difende bene Angeletti, ripartenza dei rossoneri. Tognacca là in mezzo verso Perroni. Buona difesa qui del Prato che stoppa tutto. Stesso palla però è ancora dei sarzanesi. Tognacca, scambio con Ungari. Angeletti, ecco indietro per Tognacca che chiama lo schema, prende velocità Tognacca, si accentra, trova il tiro. Ha deviato dal pattino di Baldesi, la manda lontanissima dalla porta. Riparte allora il Prato. Lorenzo Capuano, scambio con Baldesi. Ancora Capuano. Il tiro di Capuano, la deviazione pericolosissima di Capitan Benelli, ma la pallina finisce lontana dalla porta. Intanto dall'altra parte Perroni. Perroni per Ungari. Ancora una volta due giocatori davanti alla porta riescono a metterla dentro. Questa volta è stato Alessandro Ungari. 2-1 per il Sarzana dopo poco più di 10 minuti di gioco. Rimonta completata dei ragazzi di Mister Vianna. Intanto chiamato il secondo time out della gara, questa volta da Mister Bianchi. Alessandro Ungari che in questa stagione si porta quindi a 5 reti, miglior marcatore della formazione almeno finora, mentre Angeletti, che ha segnato la prima rete di questa sera, si porta a 3 gol stagionali. Serviana che dovrà incitare i suoi a gestire questo delicato vantaggio, questa delicata rimonta, mentre Mister Bianchi dovrà ritrovare la lucidità dei suoi per ritornare in partita. Si può ripartire, si riparte quindi dal 2-1 per i padroni di casa. Intanto appena entrato per il Prato Andrea Santoro, ecco che fa ripartire la squadra, subentra al posto di Alberto Capuano, mentre il Sarzana vede rischierato Matteo Pistelli al posto di Angeletti. Eccolo Pistelli col possesso palla, scambio con Ungari. Si torna da Pistelli. Capitan Pistelli che tira direttamente, ma prende in pieno la schiena di Andrea Santoro, che lamenta un forte colpo subito. In effetti un tiro diretto. Ecco che il giocatore però si rialza. Un bel colpo, evidentemente non se l'aspettava, però si può continuare. Baldesi. Lorenzo Capuano, scambio con Santoro, prende velocità ma c'è il recupero della difesa, interviene bene Tognacca che ora deve gestire questo pressing di Benelli, riesce
a ottenerne un fallo di squadra il Sarzana, primo fallo di squadra segnato al Sartid Prato. Tognacca, scambio con Pistelli, ora Ungari. Tognacca, ancora l'1-2 con Ungari che però non va a buon fine. Dall'altra parte il Prato con Santoro in mezzo per Baldesi, ma non riescono a recuperare bene, allora riparte il Sarzana. Tognacca, scambio con Perroni, Pistelli, ora Ungari, finta di Ungari, poi il tiro traversa incredibile di Alessandro Ungari, il movimento è stato fantastico, l'esecuzione pure, sfortunato qui Alessandro Ungari a trovare solo la traversa. Riparte allora il Prato con Baldesi, scambio con Santoro, Capuano, sta pallina in mezzo che arriva direttamente a Pettenuzzo che trova nel rinvio trova Pistelli, ora Perroni, scambio con Ungari, pochi compagni in mezzo da servire o perlomeno compagni smarcati, tanto il contropiede del Prato che termina con un nulla di fatto, non si intendono bene Baldesi e Santoro. Riparte allora il Sarzana con Ungari, scambio con Tognacca, si propone in avanti Pistelli ma si torna da Ungari, ora Perroni che esce da dietro porta, scambio con Tognacca, si accentra Tognacca e cede a Pistelli. Ungari, finta di Ungari, scambio con Perroni, Pistelli, il tiro di Pistelli e deviazione di Tognacca che la manda troppo lontano dalla porta, ma pallina è già raccolta da Perroni. Stanno per terminare i 45 secondi, intanto Ungari, Tognacca per Perroni, il tiro di Perroni che non trova la porta, scadono i secondi a disposizione per terminare l'azione. Peccato il tiro non abbia centrato la porta, poteva almeno mettere alla prova il portiere. Ripartono allora le due squadre. Pistelli, Perroni, ancora per Pistelli, tanto chiamato Ungari per il cambio, rientra Lorenzo Angeletti, eccolo già con la pallina, scambia con Perroni, ora Pistelli, il tiro di Pistelli che arriva a bassa altezza direttamente a Vespi, para benissimo, ancora Pistelli però dalla metà campo, scambio con Perroni. Perroni si accentra e riceve la pallina a Pistelli che riprova il tiro. Stavolta, ancora una volta, la pallina arriva direttamente a Vespi, nessuna deviazione, il tiro centrale praticamente rasoterra, para senza difficoltà. Riparte il Prato dopo questa irregolarità del Sarzana nell'area pratese. Ecco che la pallina però viene già recuperata da Baldesi, allora Tognacca, scambio con Pistelli, di nuovo Tognacca! Il tiro di Tognacca che finisce altissimo, secondo il giudice di gara, direttamente da Tognacca. Tognacca lamentava una deviazione, ma in ogni caso la decisione è stata presa. Riparte il Prato con Baldesi che colpisce Tognacca, evidentemente però è tutto regolare. Dall'altra parte Santoro, pericolosissimo qua il tuffo di Pettenuzzo che non condivide i movimenti della pallina. In ogni caso dall'altra parte Tognacca spintona completamente Baldesi, qui è fallo di squadra commesso da Tognacca, aveva raccolto questa pallina d'oro, non riesce però a contestare la difesa di Baldesi. Baldesi costretto a uscire dopo quest'ultimo spintone. Al suo posto entra per la prima volta stasera Lorenzo Mugnai, eccolo con la pallina che cede a Lorenzo Capuano, il tiro di Capuano raso terra, non trova però la porta del Sarzana. Spintonato ora Pistelli, si lamenta di un colpo subito anche Mugnai, qui l'arbitro estrae il cartellino, i giocatori entrambi a terra. Sembra che l'arbitro voglia estrarre un cartellino verso il capitano del Sarzana. Cartellino blu per Matteo Pistelli dopo l'ultimo intervento con Lorenzo Mugnai. Nonostante le proteste del Sarzana, la decisione è stata presa. Se potessimo rivedere
lo rivedremo successivamente. In ogni caso il giudizio dell'arbitro è cartellino blu e 2 minuti di espulsione per Matteo Pistelli. Sarà dunque punizione di prima per lo Startit Prato, occasione d'oro per i pratesi. Come non detto, sembra che la punizione di prima non sarà da battere, evidentemente, per un intervento da gioco fermo. In ogni caso 2 minuti di inferiorità numerica dei rossoneri nel caso il Prato non riuscisse a ritrovare il pareggio. Si riparte allora con Angeletti, scambio con Tognacca. Davanti questa pallina d'oro per Angeletti. Angeletti è sbarcato dentro l'area. Angeletti! Incredibile qua l'errore di Lorenzo Angeletti, che da solo contro il portiere si avvicina forse un po' troppo, ma non trova la porta. Pena che finisce molto alta. Ora dall'altra parte il Prato a gestire una superiorità numerica, 4 contro 3. Sarzana costretta a un difesa a triangolo. Ora il tiro di Lorenzo Capuano che arriva raso terra a Petenuzzo, che para senza troppe difficoltà. La pallina è già recuperata dal Prato. Lorenzo Capuano, a vedere dall'altra parte Mugnai, ma riprova la conclusione Capuano, ma bloccata bene questa volta da Perroni. Capuano, scambio con Santoro, ancora Capuano, Mugnai, blocco di Capuano, il tiro di Lorenzo Mugnai, prende pieno il pattino di Perroni, ripartenza ancora una volta di Lorenzo Angeletti, pressato da Benelli, e ora è il fallo di squadra. Benelli che lamenta il fallo dentro l'area, ma Angeletti che lamenta il fallo dentro l'area, ma l'arbitro non ha dubbi, fallo è avvenuto fuori dal rettangolo difensivo del Prato. Si riparte allora dal possesso palla del Sarzana, che dovrà battere questa punizione dopo terzo fallo di squadra assegnato al Prato. Angeletti, abbandonato dai compagni di squadra, con una mano riesce a far arrivare la pallina a Tognacca, ma secondo l'arbitro era già a terra. Ennesima interruzione in questi pochi istanti di gioco. Ripartirà il Prato da buona posizione. Lorenzo Capuano per Lorenzo Mugnai, ancora Capuano, cambio con Benelli, recupera benissimo la pallina Tognacca, ripartenza dei rossoneri. Tognacca da solo, però là davanti c'è Angeletti che si propone dentro l'area, ma ecco lo scambio con Perroni. Dall'altra parte c'è Angeletti, eccolo che riceve pallina, scambio all'indietro per Tognacca, in avanti per Angeletti, si gira benissimo Angeletti, ora ritenta una giravolta, ma questa volta non riesce. Intanto recupera pallina Benelli, in avanti per Lorenzo Capuano, pressato da Tognacca e ora anche da Angeletti, riesce a mantenere il possesso palla Capuano, va in mezzo per Santoro che tenta la conclusione sul primo palo, copre benissimo però Petenuzzo. Tognacca abbandonato dai compagni in difesa dietro la porta, non può fare nient'altro che buttare la pallina fuori. Ripartirà dunque il Prato dall'angolo basso dell'area sarzanese con Benelli, eccolo che scambia con Capuano. Ora Mugnai, il tiro, tanto appena è rientrato il quarto uomo di movimento del Sarzana. Tognacca dall'altra parte per Angeletti, doppietta di Lorenzo Angeletti che si porta alla quarta rete stagionale. Secondo gol di Lorenzo Angeletti, secondo assist di Mirko Tognacca. Tanto è rientrato il quarto uomo di movimento, è entrato per la prima volta questa sera Giampiero Andreani. Tanto già ripartito il Prato con la conclusione da fuori, che prende per la seconda volta il pattino di Perroni, che ora inizia a lamentare i colpi subiti al piede. Sarzana che si porta dunque sul 3-1 a 7 minuti e mezzo dal termine del primo tempo. Dall'altra parte però c'è Santoro che gioca con questa pallina aereo, e qui c'è il fallo di squadra numero 4 commesso dal Prato, commesso da Benelli nei confronti di Angeletti. Sarzana che batte subito Andreani,
Scambio con Angeletti, Andreani. Tanto suona la sirena. C'è un'interruzione non chiara. Viene chiamato il time out nonostante la squadra fosse già partita. Suona la sirena in ritardo e dunque l'azione del Sarzana, che si era effettivamente portato davanti alla porta, viene interrotta malamente. Si ripartirà allora dal 3-1, 7 minuti e 22 dal termine del primo tempo, chiamato il time out dalla panchina di Mister Bianchi. Mister Bianchi che rischiera in pista Alberto Capuano, insieme a lui Oscar Barbani, e per la prima volta questa sera Andrea Poli per ristabilire l'equilibrio della partita, mentre per cercare di mantenere il vantaggio Mister Vianna lascia il quintetto che stava gestendo il gioco finora, quintetto che senz'altro sta funzionando. Anche in inferiorità numerica il Sarzana ha gestito benissimo il vantaggio, concedendo veramente poco e trovandosi spesso davanti alla porta. Tanto è suonata la sirena, si dovrà ripartire dal possesso palla sarzanese. Effettivamente questo ultimo fallo di squadra commesso dal Prato. Andreani che si fa già vedere là davanti alla porta, invece dietro rimangono Perroni e Tognacca. Ecco che si propone là davanti anche Angeletti per creare profondità. Angeletti che riceve pallina, scambio con Perroni, via all'indietro per Tognacca, Andreani, Angeletti, Tognacca, Perroni, in avanti per Andreani, si torna da Perroni, ecco che prende velocità Andrea Perroni alla rete, tiro potente, rovescio raso terra che finisce sul secondo palo, l'angolino basso che Francesco Vespi non riesce a coprire, gli è costato il 4-1 per il Sarzana. Terza rete stagionale di Andrea Perroni. Si riparte dunque dal 4-1. Poli, tiro di Poli, ma raso terra, stoppato, o meglio deviato, mal stoppato da Andrea Perroni. Si ripartirà allora da possesso palla del formazione pratese. Il Prato chiede la distanza, ci sono Mugnai e Poli sul punto di battuta. Barriera 3 per i rossoneri. Poli, il tiro di Barbani che però trova il muro di Pettenuzzo. Mugnai, ancora una volta Alex Pettenuzzo salva il Sarzana, ripartenza di nuovo dei rossoneri. Tognacca qui affondato qui da Barbani, ecco che riceve cartellino blu. Stava andando direttamente in porta e non se l'è voluta rischiare. Certo che ora cartellino blu gli costerà una punizione di prima. A battere sembra che sarà proprio Mirko Tognacca, ecco che ora prendere le indicazioni del mister, mentre intanto Francesco Vespi a sistemare le condizioni del casco. Tognacca contro Vespi per il potenziale 5-1 per i padroni di casa. Nel caso fallisse comunque Mirko Tognacca ci saranno 2 minuti di espulsione, dunque di superiorità numerica a favore dei rossoneri. Si tende l'ok dei due giocatori. Quello Tognacca che è sul lato del tiro di piatto, vediamo se farà un passo e tiro oppure se cercherà il dribbling. Partito in cerca del dribbling, Tognacca, gancio, controgancio, si mette bene la stecca Vespi. Tognacca era praticamente fermo davanti al portiere, non è riuscito a realizzare qualcosa di effettivamente pericoloso. Parte allora il gioco in superiorità numerica del Sarzana, il quadrato intorno al triangolo difensivo pratese. Angeletti alla ricerca di Tognacca, recupera bene Angeletti qua in mezzo alla pallina, la pallina in mezzo all'area, se la stavano contendendo 2 difensori praticamente.
non riesce comunque a concludere, ci riprova Lorenzo Angeletti, Angeletti ancora una volta la pallina finisce sopra la porta, non riesce a centrare lo specchio. Riparte allora il Prato con Mugnai, su di lui Andreani e Tognacca. Riparte subito il Sarzana, Perroni, Perroni! Tiro potentissimo, però non trova lo specchio della porta Andrea Perroni. Qui pallina che recuperata da Mugnai, viene scaricata lontanissima. Riparte allora il Sarzana, Mirko Tognacca, Perroni, Angeletti, il potente tiro al volo che però non si eleva molto e non diventa difficile da raccogliere per Francesco Vespi. Riparte allora la formazione rossonera, Tognacca, Angeletti al volo di nuovo per Tognacca, Perroni, un po' di spazio per lui, si fa vedere Andreani da davanti, qui si incarta un po' Andrea Perroni ma recupera subito pallina, Tognacca, scambio con Perroni, il tiro direttamente sui parastinchi di Mugnai, rimbalza la pallina, riparte però il Sarzana, Perroni in mezzo per Andreani, Andreani gettato a terra qui dalla difesa pratese, il possesso palla, il vantaggio dunque però è del Sarzana, eccolo Perroni, Angeletti, Tognacca in qualche modo domestica questa pallina, intanto è appena rientrato il quarto uomo di movimento del Prato, è entrato Lorenzo Capuano. Formazioni di nuovo alla pari, possesso palla è ancora del Sarzana che ha ancora 10 secondi per concludere le azioni. Mirko Tognacca trova il tiro, respinto da Vespi però con il guantone destro. Riparte quindi il contropiede sarzanese, il possesso palla meglio dei rossoneri. Ancora Tognacca, stavolta tiro probabilmente coperto dal compagno di squadra appena entrato Alessandro Ungari. Pallina che termina fuori, dunque riparte il Prato. Lorenzo Capuano in avanti per Poli, intanto in mezzo si fa vedere Alberto Capuano. Mugnai, il tiro potente di Mugnai, non trova però la porta, riparte allora il Sarzana. Tognacca per Ungari, ancora traversa di Alessandro Ungari. Legno numero 2 di Alessandro Ungari. Possesso palla ancora del Sarzana che però va a perdere pallina proprio ora. Dall'altra parte dunque Lorenzo Capuano, fa vedere in mezzo Alberto Capuano, eccolo che riceve pallina però ora chiuso all'angolo. Cerca lo scambio per Lorenzo Capuano, ripartenza dei sarzanesi, Angeletti al volo per Tognacca, Ungari, ora Perroni, scambio con Ungari, Angeletti, Perroni, tanto Angeletti che viene sostituito, al suo posto entra per la prima volta questa sera Carlo Vanello. Ora un 2 contro 2, Prato per Poli, alza e schiaccia di Poli che però non trova la porta. Può ripartire ora il Sarzana con Andrea Perroni, Ungari, Ungari, Ungari! Addomestica il rimbalzo Vanello, ancora una possibilità, però viene recuperata la pallina da Mugnai che ora si trova da solo là davanti, costretto ad arretrare per Alberto Capuano. Un'altra buona conclusione di Ungari prima che trova questa volta però la parata di Vespi. Ora là davanti a Vespi c'è Tognacca, il portiere è sdraiato a terra ma non c'è lo spazio giusto per concludere. Allora Perroni per Vanello, Vanello in qualche modo riesce a mantenere palla, scambio con Tognacca, intanto si è ristabilita la difesa del Prato, pallina dietro porta verso Vanello. Ora per Tognacca, il tiro di Tognacca deviato però da Alberto Capuano, allontanata la pallina dunque dalla porta. Stavolta il fallo di squadra è commesso dal Prato, fallo di squadra numero 5. Riparte dunque il Sarzana con Mirko Tognacca, ora Perroni, il tiro di Perroni, para bene Francesco Vespi. Ancora possesso palla dei rossoneri, Ungari, il pressing di Lorenzo Capuano, stecca tra le gambe, termina a terra Ungari, ma è tutto regolare secondo il giudice di gara. Riparte subito allora il Prato con Lorenzo Capuano, non ci sono buone opportunità là davanti, allora torna indietro verso Poli, Andrea Poli indietro per Mugnai,
prende velocità Mugnai, fastidito da Ungari, stavolta il fallo di squadra è commesso dal Sarzana, ripartito subito il Prato con Alberto Capuano che trova la conclusione, ma para benissimo Petenuzzo con il casco. Qui ripartenza del Sarzana che termina subito, ma viene già recuperata la pallina dei rossoneri. Allora parte Vanello, prende velocità, si accentra e trova la conclusione, più un passaggio verso Tognacca che però non riesce a contenere bene. Qui arbitro che estrae un cartellino giallo per Alessandro Ungari, evidentemente per le proteste a seguito del fallo di squadra. Appena reintrodotto dopo tanti anni il cartellino giallo che va praticamente a sostituire l'ammonizione verbale. Dunque primo cartellino giallo per Alessandro Ungari. Il tiro altissimo di Lorenzo Capuano che lamenta che i compagni di squadra fossero in mezzo. Nulla di fatto per questa conclusione del Prato. 49 secondi, termine del primo tempo, sempre sul 4-1. Già ripartito il Sarzana con la pallina ora Tognacca, scambio con Ungari, prende velocità Alessandro Ungari che esegue la conclusione, tiro raso terra, dall'altra parte la ripartenza e la rete, l'ha messa dentro Lorenzo Mugnai sull'assist di Alberto Capuano. Contropiede velocissimo del Prato, sfruttato al massimo. Terza rete stagionale di Lorenzo Capuano e questa è una rete che senz'altro darà una forte mano al rientro in pista nel secondo tempo per la formazione di Mister Bianchi. Riparte allora il Sarzana con Ungari, scambio con Perroni, là davanti si fa vedere intanto Vanello, c'è Tognacca da ultimo uomo, ultimi 15 secondi di gioco, Ungari dall'altra parte per Perroni, Tognacca ultimi 15 secondi di gioco, ma ultimi 5 in realtà al cronometro. Il Prato con l'ultimo tiro di questo primo tempo eseguito da Alberto Capuano. Partita tutt'altro che chiusa, siamo sul 4-2, partita accesissima, può ancora davvero succedere di tutto. Vediamo come saranno gli animi delle due squadre al rientro in pista. Ci rivediamo allora tra pochissimi minuti per questo Sarzana Prato. A tra pochissimo.
Eccoci ben ricollegati al Palasport Giuliano Tori per Sarzana Prato, nona giornata di Coppa Italia Serie A2. Siamo nel secondo tempo, meglio sta per cominciare il secondo tempo. Siamo sul 4-2 per l'Hockey Sarzana, che è riuscito a rimontare il primo gol iniziale del Prato dopo pochi secondi in realtà. Poi è riuscito a portarsi sul 4-1 l'Hockey Sarzana. Ora l'ultimo gol è stato segnato dai pratesi, per l'esattezza da Mugnai. Abbiamo visto almeno finora una partita veramente combattuta sotto tutti i punti di vista, tante conclusioni, tanta lotta nelle azioni delle due squadre. Tanto stanno proprio per ricominciare i due quintetti. Schierato per il Prato di nuovo Francesco Vespi in porta, poi i giocatori davanti a lui ci sono Mugnai, Poli, Alberto Capuano e Baldesi. Baldesi e Mugnai che hanno segnato le due reti che finora sostengono il Prato. Squadra invece di mister Vianna che riparte con il quintetto titolare. Dunque Capitan Pistelli, Perroni, Tognacca e Angeletti. Tra i pali ovviamente Alex Pettenuzzo. 4 reti segnate che vedono 2 volte marcatore Angeletti, poi Perroni e Tognacca. Si riparte dunque con il possesso palla del Sarzana. Perroni in scambio con Tognacca, di nuovo Pistelli. Fa vedere Perroni là davanti, ma Pistelli mantiene il possesso palla in mezzo all'area per Tognacca che non riesce a concludere. Riparte allora il Prato con Baldesi. Alberto Capuano trova il tiro, devia bene Pettenuzzo, salva il Sarzana. Pallina ancora buona per il Prato. Mugnai, conclusione da lontano, non riesce però a trovare un tiro pulito. Ancora un'opportunità per il Prato. Alberto Capuano che tenta l'alza e schiaccia, ma non riesce a colpire bene. Riparte velocissimo il Sarzana e trova il tiro Angeletti, ma non riesce a metterla dentro. Qui dall'altra parte Pettenuzzo che per un istante si è perso la pallina. In ogni caso ancora salva il Sarzana in questo secondo tempo col possesso palla a Poli. Chiuso all'angolo da Angeletti e Tognacca, recupera pallina Angeletti e riparte quindi il Sarzana con Perroni. Perroni dentro l'area, intanto si fa vedere Pistelli. Dall'altra parte Angeletti, ecco che riceve pallina, intanto chiusa a rombo praticamente la difesa del Prato. Gestire il gioco da dietro porta Perroni, non riesce però a far arrivare questa pallina Angeletti e riparte allora il Prato con Baldesi. Copre bene qui Pistelli e fa ripartire i suoi. In avanti pallina per Angeletti. A vedere Perroni, ecco che riceve pallina. Scambio con Tognacca. Ora Angeletti. Di nuovo per Tognacca. Dietro porta Mirko Tognacca, cerca compagni da servire. Intanto gioca con la porta in attesa che si smarchi un compagno di squadra. Si può vedere Angeletti ma un po' in ritardo. Ecco che esce Tognacca dal dietro porta e cede a Perroni. Ultimi 10 secondi per l'azione del Sarzana. Il tiro di Pistelli che prende in pieno le gambe di Baldesi. E qui Pistelli costretto a gettare la pallina fuori dalla pista perché il pressing del Prato è molto alto in questi minuti. Si riparte allora dal Prato con Baldesi. Riesce a entrare in area, palla perfetta per Alberto Capuano che in 2 tempi riesce a trovare il tiro, ma questo non riesce ad essere efficace. Pallina persa malamente per la difesa del Sarzana, recuperata da Alberto Capuano, ma la difesa del Sarzana ci mette una pezza. Ripartenza, qui il passaggio impreciso verso Angeletti che riesce comunque a far tornare pallina a Perroni. Ora Tognacca di nuovo dietro porta.
Ecco che esce e cede pallina a Angeletti, in avanti per Perroni, Perroni e la rete! Doppietta di Andrea Perroni che porta i suoi sul 5-2. Trazione velocissima, splendidamente gestita dai ragazzi di Mister Festa. Si riparte dunque dal 5-2 con subito il tiro di Baldesi che non riesce però a trovare null'altro che il muro di Pettenuzzo. Andrea Perroni che si porta alla quarta rete stagionale. Intanto stesso palla ora del Sarzana, Angeletti, scambio con Pistelli, Perroni in avanti per Tognacca, pallina indietro verso Perroni, si fa vedere là davanti Angeletti, ma Perroni tira direttamente, non riesce però a superare Vespi. Qui pallina gestita da Pistelli, viene ben recuperata da Alberto Capuano che ora chiuso da 3 difensori sarzanesi non riesce a mantenere il possesso palla. Ripartenza allora dei rossoneri. Perroni in avanti per Angeletti, ecco che con una mano riesce a stoppare pallina, ma il pressing di Poli fa ripartire il Prato. Alberto Capuano, tiro potente, però non trova la porta. Gestire pallina ora Poli, all'indietro verso Mugnai che non riesce a stoppare bene, riparte il Sarzana ora in superiorità numerica, 3 contro 2, pallina imprecisa per Pistelli. Ripartenza del Prato, Baldesi, pallina sporchissima che però in qualche modo riesce a superare Pettenuzzo ed è la doppietta di Maurizio Baldesi, rete numero 5 per il classe 99. Riparte allora il Sarzana dopo la terza rete del Prato di questa sera. Subito il tiro del capitano Pistelli, ripartenza ora subito del Prato. Baldesi che tenta la deviazione, qui riesce però a intromettersi correttamente Alex Pettenuzzo. Pressing altissimo qui dalla difesa pratese, ma riesce a uscire Perroni, scambio con Angeletti. Angeletti! Bella conclusione, bel rovescio, ma ci mette il manona Vespi. Qui c'è il fallo di squadra commesso da Poli su Angeletti. Tra di partire il Sarzana dopo il sesto fallo di squadra commesso dalla formazione pratese. Angeletti, scambio con Pistelli, ora Perroni. Pallina in avanti sfruttando la balaustra per Angeletti. Intanto si butta in mezzo Andreani ma non riesce a ricevere bene pallina. Ripartenza allora del Prato gestita da Mugnai. Dietro porta Mugnai, ben pressato da Pistelli. Riesce comunque a trovare Alberto Capuano che in mezzo alle stecche riesce ad inoltrarsi e trovare la conclusione. Qui il fallo è commesso dal giocatore pratese. Intanto c'è un conteso litigio tra Capitan Pistelli e Mugnai che si è ritrovato sdraiato dentro la porta del Sarzana. Ecco che viene sostituito Lorenzo Mugnai. Al suo posto entra Lorenzo Capuano. Sostituzione anche per il Sarzana. Fuori Angeletti, al suo posto entra Ungari che ha segnato la rete del 2-1. Qui pallina che viene stoppata con un po' di imprecisione, finisce fuori dalla pista. Ripartirà allora il Prato con Baldesi avanti per Poli. Recupera bene il Sarzana. Perroni, pochi compagni da servire là davanti. Eccolo il compagno trovato benissimo, tira direttamente, praticamente trova benissimo Andreani davanti alla porta che si destreggia magnificamente mantenendo il possesso palla. Ora Pistelli in avanti per Perroni, dietro la porta del Prato si fa vedere là in mezzo all'area intanto Andreani, ecco che esce per farsi vedere meglio. Pallina all'indietro per Ungari, Pistelli, Matteo Pistelli per Andreani, Perroni
ultimi 10 secondi di possesso palla del Sarzana. Recupera benissimo palla però Alberto Capuano. Qua la steccata di Alessandro Ungari, che gli è costata il cartellino blu, nonostante le proteste del panchina pratese, che voleva addirittura un cartellino rosso per la steccata diretta sul pattino, mi sembra, di Alberto Capuano. In ogni caso saranno 2 minuti di espulsione e dunque punizione di prima per il Prato. Tanto le proteste tra, ecco qua che l'arbitro estrae cartellino, ha sbagliato tasca, sembrava volesse estrarre il rosso, ma si corregge subito l'arbitro per il cartellino giallo a Lorenzo Capuano, in attesa ancora di battere la punizione. Però c'è Andrea Poli in attesa della punizione di prima, che potrebbe consentire il quarto gol della sua squadra, potrebbe consentire il 5-4. Andrea Poli, che in questa stagione ha segnato solo una rete finora. E qui cartellino giallo è anche per il mister José Vianna. Si intendono giudice di gara con mister Vianna, che comunque continua a commentare. Pronto per battere Andrea Poli contro Alex Pettenuzzo. Vediamo se tirerà direttamente. Eccolo, la finta, il tiro e la parata di Alex Pettenuzzo. Però la seconda occasione sfruttata al massimo da Andrea Poli, che dribbla bene e regala il 5-4 ai suoi. Ora il gol la differenza è solo di una rete. Sarzana, che però torna ad avere 4 giocatori in movimento. Rientra dunque Tognacca. Con la pallina c'è Perroni dietro la porta del Prato. Si fanno vedere in area Tognacca e Andreani. Tognacca che riesce a concludere al volo. Un'altra occasione per il Sarzana. Tognacca, ecco che trova Pistelli, che tira da lontanissimo, però la pallina finisce distante dallo specchio della porta. Ripartirà dunque il Prato da posizione comoda. Ecco Capuano in avanti per Alberto Capuano. Ancora Alberto Capuano in mezzo all'area per Baldesi, che non riesce a concludere bene. Ripartenza allora del Sarzana, decisa da Pistelli. Tiro potente, però raso terra sul primo palo, copre bene Vespi. Ripartenza allora del Prato, Alberto Capuano che trova il tiro, ma traiettoria ben coperta da Andreani. Ecco ripartenza gestita proprio da Giampiero Andreani. Ecco che pallina che va verso Tognacca, un passaggio un po' impreciso. In ogni caso il possesso palla è ancora dei rossoneri. Mirko e Tognacca, si può vedere in mezzo Andreani, ma il suggerimento è per Perroni, che si lascia sfuggire questa pallina. Riparte allora il Prato con Poli. Su lui il pressing di Pistelli e dunque fallo di squadra numero 7 commesso dal Prato. Fallo di squadra e time out. Primo time out chiamato dalle panchine in questo secondo tempo. Animi che si stanno scaldando veramente tanto e gli allenatori dovranno senz'altro riuscire a controllare la mentalità della squadra. Mister Bianchi per raggiungere il pareggio e l'eventuale rimonta. Mister Vianna per mantenere il delicatissimo vantaggio, che ora è solo di un gol. Questo secondo tempo le due squadre hanno continuato, diciamo, il gioco aggressivo del primo tempo. Ecco che c'è una doppia sostituzione per il Prato.
Rientrano infatti Oscar Barbani e Capitan Tommaso Benelli. Formazione invariata invece per il Sarzana. Ecco che ha già battuto il Sarzana. Pistelli, scambio con Andreani, si fa vedere là davanti invece Tognacca che riceve pallina, scambio con Pistelli. Dietro per Tognacca che ora è ultimo uomo. Tiene palla Mirko Tognacca. Dietro per Perroni. Tognacca veloce sulla fascia. Mirko Tognacca non riesce a far entrare in area questa pallina. Recupera bene il Prato. Riparte con Baldesi che trova il tiro potente ma ben bloccato da Pettenuzzo. Ora dall'altra parte Andreani che trova la conclusione ma ben deviata dal difensore. Ora il lancio in avanti della difesa pratese ma ben recuperata la pallina dal Sarzana. Andreani dentro l'area. Andreani, questa pallina che finisce dietro Vespi ma non entra in porta. Fallo di squadra ora commesso dal hockey Sarzana. Si ripartirà dal possesso palla pratese. Già battuto questa punizione qui pericolosissima. La conclusione di Baldesi che tira da lontanissimo e sfiora il palo. Qui la ripartenza del Sarzana un po' confusa, perde palla male Pistelli e recupera Capitan Benelli ma alla fine la pallina viene già recuperata dai rossoneri. Perroni in avanti alla ricerca di Andreani ma c'è l'intercettazione di Baldesi, però la pallina è ancora una volta recuperata dai sarzanesi. Ancora una volta in avanti verso Tognacca, palla in mezzo in cerca di Andreani qui ma Tognacca riesce a mantenere il possesso palla. Qua la steccata è netta sul pattino di Mirko Tognacca. Cartellino blu al portiere Francesco Vespi per la steccata diretta su Mirko Tognacca che stava uscendo da dietro porta. Costretto a entrare al suo posto Lapo Barsi che dovrà difendere il risultato da questo rigore, quanto il fallo è avvenuto dentro l'area. Battere sarà evidentemente Matteo Pistelli alla ricerca del 6-4, alla ricerca della terza rete stagionale. Fa dunque il suo ingresso in pista, classe 2009, Lapo Barsi, per salvare la squadra. Sembra che tirerà di rovescio il mancino Matteo Pistelli in attesa del fischio dell'arbitro. Fischio dell'arbitro, il tiro e la parata! Parata di Lapo Barsi, risultato che rimane dunque sul 5-4. Già commesso intanto un fallo di squadra, questa volta dal Sarzana. Prato che comunque costretto all'inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti, a meno che non subisca ovviamente la rete. Ripartito dunque il Prato con Lorenzo Capuano, lui il pressing di Andreani e di Tognacca. Recuperata la pallina dunque da Andreani che però sbaglia il suggerimento verso Matteo Pistelli. Riparte allora Baldesi, su lui il pressing di Pistelli. La lotta là in mezzo al campo, recuperata la pallina dal Sarzana. Pistelli per Tognacca che... E allora la respinta di Pistelli e la rete! Grandissima conclusione, è riuscito a metterla dentro nonostante il rigore sbagliato Matteo Pistelli. E porta il Sarzana sul 6-4. Terza rete stagionale dunque di Matteo Pistelli. Rientra quindi il quarto uomo di movimento per il Prato, entra Benelli. Sarzana che deve gestire questa ripartenza da posizione difficile, passaggio splendido per Perroni che si allunga ma non riesce a raggiungere questa pallina. Dall'altra parte intanto la conclusione di Barbani che però non va a buon fine. Ora dall'altra parte Tognacca da solo contro il portiere ma c'è la parata di Barsi. Gioco che deve interrompersi però
per la porta che si sposta. Si ripartirà dal possesso palla pratese. 14 minuti, 21 secondi al termine dell'incontro. C'è ancora tantissimo da giocare. Siamo sempre sul 6-4. Di nuovo 2. Le reti di distanza. Baldesi trova il gambale di Pettenuzzo che in tuffo para benissimo. Dall'altra parte Pistelli. Realizzazione perfetta di Matteo Pistelli. Tiro di piatto che non perdona e gol numero 4 in questa stagione per il capitano rossonero. Regala alla sua squadra il 7-4 di questa sera. Si riparte. Barbani in avanti per Capuano. Il fallo questa volta è commesso proprio da Lorenzo Capuano. Fallo di squadra numero 8 commesso dai pratesi. Riparte subito il Sarzana. In avanti pallina per Andreani che subisce un altro fallo di squadra, questa volta da Baldesi. Fallo di squadra numero 9, numero che inizia ad essere interessante. Pallina là davanti gestita da Perroni, nonostante il pressing di Lorenzo Capuano riesce a mantenere possesso palla. Ora dietro la porta, in attesa del compagno da servire. Si va indietro per Tognacca, ora Pistelli, Mirko Tognacca. Prende velocità Tognacca, scambio con Perroni. Andreani, ora Pistelli. Diagonale per Tognacca, gran numero di Tognacca che dentro l'area non riesce però a superare Barbani che ora gestisce il contropiede. Gran giravolta di Barbani dall'altra parte per Lorenzo Capuano che tira di taglio, non riesce però ad elevare la pallina. Ripartenza allora dei rossoneri con Perroni. Che classe incredibile di Andrea Perroni. Tripletta, mi correggo, doppietta di Andrea Perroni. Gol numero 8 di questa sera. Sarzana che per l'appunto si porta sull'8-4. Quarta rete stagionale di Andrea Perroni. Sostituzione del Prato, rientra in pista il primo portiere Francesco Vespi, posto di Barsi. Ecco che passati 2 minuti può rientrare il primo portiere. Si riparte dunque dall'8-4. Baldesi avanti per Lorenzo Capuano che però non riesce a raggiungere la pallina, un po' troppo distante. Andreani riesce a recuperare pallina dall'altra parte. Perroni. C'è però il fallo di squadra commesso dal Sarzana, fallo di squadra numero 6, quindi fallo di squadra commesso da Andreani. Si dovrà ripartire da questo fallo di squadra. Ecco che si rialza Baldesi, costretto però alla sostituzione. Anche prima, anche dal colpo subito nel primo tempo, è stato costretto a uscire. Dunque fuori Baldesi, al suo posto rientra Alberto Capuano che ora gestisce la pallina da ultimo uomo in avanti verso Barbani che però stoppa con difficoltà. La pallina va molto alta, viene raccolta dal Sarzana che in avanti vede Perroni in avanti per Angeletti, stato di ritorno che però trova Andreani alla ricerca del suggerimento in mezzo. Andreani non riesce però a trovare Perroni. Si torna allora dall'ultimo uomo Matteo Pistelli in avanti per Andreani che non riesce a deviare con correttezza questo suggerimento potente del capitano Pistelli. Ora dall'altra parte Alberto Capuano non riesce a concludere. Recupera ancora una volta la pallina il Prato con Barbani riesce a dribblare Pistelli e trovare il tiro, stoppato bene però da Perroni che ora lancia Andreani. Passaggio di ritorno per Andrea Perroni dentro l'area. Perroni ancora una volta aveva dribblato benissimo anche il portiere, non riesce però a trovare la porta.
Dall'altra parte Lorenzo Capuano trova la conclusione, ma rispondervi la perfetta parata di Pettenuzzo. Ripartenza del Sarzana con Angeletti che cerca il suggerimento all'indietro per Pistelli, la pallina però si ferma lì a metà campo e viene raccolta dal Prato. Il tiro di Lorenzo Capuano, che però trova ancora una volta il guantone di Pettenuzzo. Ora viene assediata la porta del Sarzana e la rete. Trova la rete il capitano Tommaso Benelli, risultato che si aggiorna 8-5. Di nuovo 3 le reti di scarto tra le due squadre. Ecco che Benelli, segnata la rete, viene sostituito, rientra al suo posto Santoro. Riparte allora il Sarzana con 3 reti di scarto. Perroni, cambio con Andreani, Angeletti, Pistelli, in avanti per Perroni. Dietro la porta ora Perroni alla ricerca del compagno da servire. C'è Andreani dietro per Pistelli. Pistelli! Tiro potente. Cerca della deviazione, però Perroni non ci arriva. E pallina che di fatto termina sugli spalti. Siamo in attesa che venga recuperata. 10 minuti 40 secondi al termine di questo combattutissimo incontro. Ecco che viene recuperata la pallina. Si riparte allora dal Prato. Capuano per Alberto Capuano, in avanti per Santoro. Lorenzo Capuano dall'altra parte. Alberto Capuano. Santoro stoppa con qualche difficoltà, ma riesce a mandare in avanti Barbani. Eccolo Barbani dentro l'area, ma con il pattino si lancia Pettenuzzo e allontana la pallina. Stesso palla ancora del Prato. Lorenzo Capuano trova il tiro, deviazione di Alberto Capuano che però non trova la porta. Ora grande intervento di Pettenuzzo che riesce a salvare la squadra. Dall'altra parte Perroni dietro la porta del Prato in cerca della soluzione offensiva. Riesce adesso a uscire da dietro porta. Scambio con Pistelli. Ora Angeletti. Perroni fa vedere là davanti Angeletti, ma Perroni sceglie la soluzione. Pistelli. Eccolo Angeletti che riceve pallina. Di nuovo indietro per Pistelli. In avanti per Perroni. 5 secondi al termine dell'azione offensiva, ma recupera già la pallina il Prato. Il tiro di Lorenzo Capuano che blocca benissimo Alex Pettenuzzo. Copre bene il primo palo. E qua c'è il cartellino giallo all'arbitro, sì, al mister Bianchi per proteste. Si ripartirà da questo ingaggio a 2 nell'area del Sarzana. Pallina ben recuperata dal Sarzana. Angeletti e Andreani là davanti. Angeletti che vola a terra, ma è tutto regolare secondo l'arbitro. Si continua a giocare la pallina a Santoro. Santoro schiacciato contro la balaustra e dunque fallo di squadra, numero 7 commesso dal Sarzana. Il tiro da lontanissimo di Lorenzo Capuano che però trova l'ottima risposta di Pettenuzzo. Ora Santoro, scambio con Lorenzo Capuano. Barbani, gran difesa di Angeletti, ripartenza del Sarzana. Angeletti dentro l'area, tanti compagni da servire, ma si torna fuori dall'area avversaria. Possesso palla ancora del Sarzana. Perroni intanto sostituito Andreani, al suo posto rientra Mirko Tognacca. Ecco che riceve pallina. Scambio con Angeletti, dietro porta Mirko Tognacca. Fa vedere dentro l'area Angeletti, ecco che si aggiunge in avanti anche Perroni. Scambio 1-2 Mirko Tognacca con Perroni. Ora Pistelli, ultimi 6 secondi di offensività. Pallina che
lenta arriva direttamente da Vespi. Riparte allora il Prato, pallina in avanti verso Santoro, chiuso all'angolo da Tognacca e Pistelli. Ecco che Capitan Pistelli raccoglie pallina e fa ripartire con calma i suoi. Fa vederla davanti Tognacca, eccola la pallina per lui, ma stoppa bene Alberto Capuano, la finta di tiro di Capuano, poi il passaggio verso Lorenzo Capuano, ma la pallina è recuperata dal Sarzana, palla in mezzo per Angeletti che non riesce a colpire al volo, ma è di nuovo in mezzo all'area, recupera Tognacca che girando si trova il rovescio, ma ben parato da Vespi. Dall'altra parte termina con un nulla di fatto la conclusione di Lorenzo Capuano. Prato ancora in possesso palla, ritmi frenetici in questi minuti di gioco. Recuperata la pallina dal Sarzana, Tognacca, scambio in avanti per Pistelli, si fa vedere in mezzo Angeletti, Pistelli rallenta tantissimo il gioco, tenta l'alza e schiaccia, ma la pallina viene allontanata. In ogni caso ancora possesso palla rosso-nero. Scambio con Tognacca, il taglio di Perroni, Tognacca in mezzo per Perroni, bellissimo suggerimento, ma Perroni non riesce a superare Vespi. E ripartenza allora in 3 contro 1 del Prato. Alberto Capuano, mi correggo, Santoro che trova la conclusione ma non riesce a trovare la rete. Grande intervento difensivo di Pettenuzzo, ancora un'occasione però per il Prato. Barbani che trova la traversa piena, incredibile, e sulla respinta c'è la parata. Ora dall'altra parte Angeletti non riesce però a superare Vespi. Sotto scintille tra Angeletti e Santoro. Viene chiamato però in questo istante il time out. Time out chiamato dalla panchina del Prato. Formazione pratese che si trova sotto di 3 reti. L'ultimo gol però l'hanno messo a segno loro. Dunque mister Bianchi che dovrà incitare i suoi a mantenere questo ritmo, questa intensità. Servianna che incita i suoi a mantenere invece il vantaggio che da tutta la partita si è dimostrato estremamente delicato. Nessun cambio per le due formazioni, rimangono i quintetti che hanno preso parte a questo time out. Si ripartirà dal possesso palla pratese. Sulla pallina Barbani e Lorenzo Capuano. Ecco che si riparte, pallina per Capuano, in avanti per Santoro, servito Alberto Capuano. Qui la respinta della difesa sarzanese che a momenti si lancia la pallina in porta. In ogni caso può ripartire con calma la formazione rossonera. Servito Angeletti, scambio con Pistelli, in avanti per Tognacca che non riesce a superare Barbani, ma Barbani ferma l'avversario commettendo il 10° fallo di squadra. Dunque punizione di prima a favore del Sarzana. Battere sarà Lorenzo Angeletti che si porta la pallina sul potenziale tiro di piatto. Si attende l'ok del portiere che, ecco, che si mette in posizione. Come non detto, Angeletti ha la pallina verso il rovescio, andrà evidentemente verso il dribbling. Ecco che parte Angeletti, finta il rovescio, gancio dall'altra parte, poi il tiro e la rete! La pallina che gli sbuccia sotto al guantone. Intanto le scintille qua tra Barbani e Angeletti. Che gli causa non una munizione verbale, però poco ci manca. In ogni caso non rete per il Sarzana, 9-5. Tripletta per Angeletti. Riparte allora il Prato con Barbani che trova il tiro ma prende in pieno Tognacca.
Pallina in avanti verso Angeletti alla ricerca del 10-5. Il fallo però è commesso da Vespi, che con la stecca colpisce la pallina fuori dall'area. Riparte allora può ripartire allora il Sarzana dall'angolo basso dell'area pratese. Gioco ancora fermo per condizioni della ginocchiera di Barbani. Ecco che si può ripartire non appena arriverà il fischio dell'arbitro, appena saranno concessi 3 metri di distanza. Si riparte. Pistelli, pallina in avanti alla ricerca di Angeletti, ma viene ben recuperata da Santoro, che da in terra recupera pallina, ora già battuto da Pistelli, che manda in avanti Tognacca, tira al volo ma non riesce a superare Vespi. Dall'altra parte la gran conclusione di Santoro, che però trova il casco di Pettenuzzo. Ancora un tentativo di Santoro, ma troppe stecche là in mezzo, interrompono tutto. Ripartenza all'area del Sarzana. Pistelli dentro l'area, Pistelli non riesce a superare Barbani, allora si va dietro porta verso Angeletti, che inalza e schiaccia ancora Angeletti. Nulla di fatto per questa conclusione di Lorenzo Angeletti, nonostante tutto la pallina ancora in possesso dei rossoneri. Come non detto, recuperata in questo istante da Alberto Capuano, che si destreggia in mezzo a diversi giocatori. Qui la traversa clamorosa di Barbani, e ripartenza ora dei rossoneri, superiorità numerica là davanti. Angeletti qua poteva cercare soluzioni alternative, la pallina verso Tognacca, che in ogni caso gli arriva, però un po' in ritardo. Ora Perroni, Pistelli che rallenta il gioco, poi lancia in avanti Tognacca, ancora Pistelli, si incarta un po' Matteo Pistelli, ma mantiene il possesso palla, scambio con Angeletti, blocco di Pistelli, Pistelli, Perroni in qualche modo la fa arrivare a Capitan Pistelli, che ora da ultimo uomo costretto a lanciare la pallina fuori. Un altro time out chiamato dalla panchina pratese. 4 minuti 13 secondi al termine dell'incontro, siamo sempre sul 9-5. Di nuovo 4 le reti di distanza tra le due squadre. Mister José Vianna che mantiene la formazione senza eseguire cambi, mentre non si può dire lo stesso per la formazione pratese, che rivede in pista Poli, Lorenzo Capuano e Capitan Benelli. Cerca di dare una sistemata alla situazione. Poli, Benelli, che hanno già segnato il loro nome sul tabellino dei marcatori, cercheranno senz'altro di continuare la loro scia positiva questa sera. Si potrà dunque ripartire. Arbitro che chiama i due capitani per chiarirsi sugli animi delle due squadre che stasera sono senz'altro stati caldissimi. Ok dei due capitani, si ripartirà dal possesso palla pratese. Dunque fischio dell'arbitro, Benelli per Alberto Capuano. Alberto Capuano si libera bene, trova il tiro e la parata di Pettenuzzo. Ottimo intervento qui di Alex Pettenuzzo, che ancora una volta salva i suoi. Si ripartirà allora dal possesso palla sarzanese. Stiamo a vedere là davanti Perroni e Tognacca. Ecco che sono ripartiti Pistelli, pallina in avanti per Angeletti, che però non si intende bene con il compagno di squadra e arriva in ritardo. Ripartenza allora del Prato con Alberto Capuano. Capuano si
libera bene, poi trova il tiro che però sporcato dalla difesa, finisce altissimo sopra la porta, recuperata la pallina però dal capitano Benelli, poi Poli, una conclusione qui, la pallina recuperata da Alberto Capuano, all'indietro per Lorenzo Capuano, ora Poli, difesa schierata del Sarzana che concede pochi spazi, Poli però trova capitano Benelli, quello Benelli pressato da Tognacca, Benelli riesce a mantenere il possesso palla, ora la manda in avanti verso Alberto Capuano, ma si intromette bene Angeletti in mezzo a tre. Angeletti trova benissimo Perroni, un sacco di spazio per lui, Perroni, ora Tognacca, di ritorno per Perroni e ora ancora per Tognacca, palo pieno, non riesce a metterla dentro qui Mirko Tognacca. Ripartenza allora del Prato, Lorenzo Capuano, la conclusione che però non trova la porta. Fischio dell'arbitro. Si ripartirà dal possesso palla Pratese, dall'angolo basso dell'area sarzanese. Mezzo all'area si fa vedere Poli. Ecco che il suggerimento qua di Lorenzo Capuano, il tentativo verso l'area non va a buon fine, ma la respinta del sarzanese, si riparte dal Prato. Alberto Capuano dietro per Poli che ora da ultimo uomo deve gestire questa pallina, trova spazio Poli e la rete, bel tiro potente di Poli, deviazione di Lorenzo Capuano che mette dentro il gol del 9-6, 2 minuti e 41 al termine. Si riparte dal Sarzana, Perroni per Pistelli, davanti per Angeletti che si destreggia bene là davanti, Angeletti commette però il fallo dentro l'area pratese, dunque riparte il Prato, Angeletti recupera benissimo, scambio con Tognacca che tira praticamente subito, non riesce però a superare i gambali di Vespi, dall'altra parte il Prato con Poli, gran parata di Pettenuzzo, riparte allora il Sarzana, Perroni, scambio con Pistelli che malamente cade nello stoppare questo suggerimento, nulla di fatto per il Sarzana, riparte allora il Prato, palla in avanti di Poli, ben intercettata da Pistelli, Perroni per Tognacca e la rete, l'ha messa dentro anche Mirko Tognacca, Sarzana che segna il 10-6. Grande contropiede del Sarzana gestito al meglio Mirko Tognacca che trova la quarta rete stagionale. Tanto appena chiamato un altro time out, questa volta dalla formazione rossonera. Sempre si ritorna su 4 reti di scarto per i rossoneri quando mancano 2 minuti e 9 secondi dal termine. Valanga di gol questa sera per entrambe le squadre. Mister Bianchi che esegue la sostituzione, fuori Benelli, al suo posto rientra Lorenzo Mugnai, già autore di una rete questa sera. Si riparte dunque dal 10-6. Punto di battuta Alberto Capuano, tutto pronto per questi 2 minuti finali. Ecco Capuano che fa ripartire Mugnai, il tiro di Mugnai e la deviazione di Poli che la manda però altissima sopra la porta, Lena che però rimbalza e termina sull'esterno della rete. Si ripartirà dall'ingaggio a 2 sulla pallina Pistelli e Poli. Attesa che la pallina si decida a fermarsi sull'angolo. Ecco che Pistelli e Poli sono pronti a battere. Poli recupera questa pallina e serve Lorenzo Capuano, però pressato da Pistelli, fa ripartire i rossoneri. Matteo Pistelli dall'altra parte Angeletti, Pistelli
Grandissimo dribbling con alza e schiaccia di Matteo Pistelli, che riesce a superare Vespi ma non trova la conclusione. Pallina gestita ora da Angeletti, di nuovo il passaggio per Pistelli, che ora dietro la porta pratese deve gestire l'arduo possesso palla contro la doppia marcatura. Recuperata infatti pallina da Mugnai. Serve ora Alberto Capuano, Capuano dentro l'area, non riesce a concludere a dovere, riparte allora il Sarzana con Tognacca, passaggio di ritorno da Perroni di nuovo per Tognacca, il tiro di Mirko Tognacca che commette ora fallo per gioco aereo un po' troppo alto. Ora dall'altra parte Lorenzo Capuano per Alberto Capuano e la conclusione, che però trova la gran parata di Pettenuzzo. Ora colpito in area Tognacca, che rimane a terra ma il gioco prosegue. Alberto Capuano dall'altra parte, Capuano tanto Tognacca ancora a terra ma il gioco prosegue. Alla fine l'arbitro fischia e va ad accertarsi le condizioni di Mirko Tognacca. Alla fine si rialza Tognacca, va ad accertarsi delle decisioni qui Mugnai quando mancano 54 secondi e 65 centesimi al termine dell'incontro. Si ripartirà dal possesso palla rosso-nero, fa vedere là davanti Angeletti e Tognacca, battere saranno Perroni e Pistelli. Ecco che si riparte con Pistelli, riesce a superare bene Lorenzo Capuano, cerca di compagni da servire Pistelli, ecco che ancora una volta supera Capuano e serve bene Perroni. Pallina di ritorno verso Pistelli, davanti ora per Tognacca, Tognacca gran dribbling, alla fine la pallina viene ben raccolta da Vespi che serve Mugnai, ora sbattuto contro la balaustra Mugnai, scintille qui tra Tognacca e Mugnai. Ci vuole l'arbitro per interromperli. E cartellino blu a Mirko Tognacca, che continua però a lamentare. Ecco che arriva il cartellino rosso per Mirko Tognacca per le scintille che sono durate tutta la partita tra Mugnai e Tognacca. Si ripartirà allora dal superiorità numerica in questi 31 secondi. In attesa della ripresa, quando appunto manca mezzo minuto, ancora a lamentarsi a metà campo c'è Mugnai, ma pronti a ripartire. Sembra che sarà punizione di prima perché il blu è stato a seguito del fallo. Va ad accertarsi della decisione Matteo Pistelli. Sarà dunque però, la decisione è stata presa, sarà dunque punizione di prima. Da accertarsi anche con l'arbitro ausiliario Matteo Pistelli. Sarà punizione di prima. In cerca del settimo gol di questa sera, in cerca della doppietta personale, Andrea Poli contro Alex Pettenuzzo. Ecco che arriva il fischio, la finta e poi la conclusione di Andrea Poli e la parata di Pettenuzzo, che salva il Sarzana dal settimo gol subito. Sarzana comunque ancora, per forza di cose, fino alla fine, ridotto all'inferiorità numerica. Recuperata la pallina dall'ingaggio a 2, parte Matteo Pistelli, Pistelli va in solitaria, alla fine non riesce a superare Mugnai che manda avanti Poli. Fa vedere dall'altra parte Lorenzo Capuano che serve Alberto Capuano, ma
nulla di fatto da questa conclusione. Ancora una volta però Lorenzo Capuano e grande intervento di Pettenuzzo. Mancano 4 secondi. Alberto Capuano e finisce così. Termina così 10-6. Sarzana che ottenuta la rimonta iniziale non si è più fatto superare. Grande prova di carattere della squadra di José Viana, che riesce a strappare 3 punti importanti e portarsi per l'appunto a 6 punti in classifica e dunque al penultimo posto in classifica. Prato che rimane per forza di cose fermo a 3 punti. Nona giornata che termina così. Sarzana che dovrà affrontare invece nella ultima giornata di Coppa Italia il Pumas Viareggio. Prato che andrà ad affrontare invece in casa l'SPV Viareggio. Sarà una partita combattutissima. Alla fine il risultato è positivo per i rossoneri. Qui dal Palasport Giuliano Tori è tutto. Un saluto e un ringraziamento da Lorenzo Venè. Buona serata a tutti.